Siamo con Auriel Listro, uno dei volti nuovi in casa Mistral Carini, portiere di grande esperienza, di grande qualità. Ti trovi a Carini nuovamente in Sicilia. Intanto, cosa ti ha convinto ad accettare il Mistral? Ma sicuramente il progetto a lungo termine, la voglia di vincere, di fare un campionato di punta, questo è importante. Ci siamo trovati sin dalle prime chiamate, prime telefonate, abbiamo già trovato feeling sulla voglia di far bene e di vincere, e questo è stato importantissimo per arrivare a un accordo, che è stato semplicissimo alla fine. Tanto ti ritrovi a lavorare con un altro portiere che l'anno scorso ha fatto una vita protagonista, non solo l'anno scorso, come Giglio. Come ti stai trovando con lui? Molto bene, devo dire che è molto stimolante la competizione, uno aiuta l'altro a fare meglio, è una brava persona, mi trovo veramente bene con lui. Veniamo un po' a quelle che sono le tue esperienze e sulla base di queste esperienze come va affrontato un campionato comunque difficile come la Serie B, in cui comunque le trasferte sono abbastanza lunghe, tutte via terra e comunque tanti campi sono difficili da andare ad affrontare. Beh, sicuramente per noi, dato che veniamo considerati una delle favorite, non penso ci sarà una partita facile, anche perché tutti proveranno a dare la vita e a batterci. Questo sicuro è una cosa che dobbiamo mettere in conto. Poi essere favoriti non è facile perché ti mette delle pressioni che devi saper gestire, ma sono sicuro che abbiamo un gruppo che sa come gestire questo tipo di pressione, sa come gestire ogni partita. Te la senti di esprimere un obiettivo per questa stagione o preferisci, come fanno tutti, No, guardare partita per no, partita? no, no, io sono abituato a guardare settimana per settimana, allenamento per allenamento e sabato per sabato. E penso sia il giusto modo per non crearsi né pressioni inutili né aspettative che non ti servono, è giusto fare un passo alla volta.